280.000 tonnellate di rifiuti inquinati sequestrati a Paese e Noale dai carabinieri forestali. La montagna di materiale contaminato, anche con cancerogeni, veniva utilizzata nell'edilizia, nei sottofondi stradali. L'inchiesta della Procura di Gorizia sulla cupola degli appalti, 10 le imprese venete indagate, il legale del gruppo trevigiano Grigolin attacca le modalità dell'indagine. Tamponamenti al mattino, camion incastrato nel sottopasso al pomeriggio, giornata di passione sul PUT, cittadini infuriati e amministrazione che deve correre ai ripari. Un ragazzino di 12 anni è stato investito questa mattina a Preganziol mentre andava a scuola, lo studente è stato portato al Caponcello, fortunatamente non è grave. Minaccia al barista, distrugge la porta del locale, accaduto la scorsa notte in un bar in piazza Monte di Pietà in centro storico a Treviso, denunciato un marocchino irregolare, verrà espulso. Venerdì nero per la sanità veneta, domani lo sciopero dei medici ospedalieri, garantite le emergenze ma si prevedono disagi nei reparti, Zaia, lavorino i medici senza specializzazione. Cerimonia laica oggi pomeriggio per l'ultimo saluto a Umberto Lorenzoni, uno dei protagonisti della lotta partigiana nella Marca. In tanti non hanno voluto mancare all'addio al comandante Eros, ma non alle sue idee. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei TG di Antenna 3 Nord-Est. In primo piano l'operazione dei carabinieri forestali che ha portato al sequestro di 280.000 tonnellate di rifiuti inquinanti tra Paese e Noale. Sentiamo. Rifiuti inquinati e contaminati utilizzati come materiale per l'edilizia e sottofondi stradali senza gli opportuni trattamenti. È una vera e propria montagna di materiale quella sequestrata dai carabinieri forestali di Venezia su delega della Procura lagunare, materiale stoccato nella cava Campagnole di Paese e in un'area in via Mestrina a Noale. Sigillia 280.000 tonnellate di rifiuti, l'equivalente di 10.000 trasporti effettuati con auto articolati, provenienti da tutto il Veneto ma anche da regioni limitrofe, accumulati nelle due aree senza essere sottoposti alle operazioni di trattamento per bonificarli ed eliminare gli inquinanti. In particolare l'azienda che gestisce i siti ed opera da anni nel settore del recupero dei rifiuti miscelava il materiale contaminato, principalmente da metalli pesanti come rame, nickel, piombo, selenio, con altri rifiuti al fine di diluire gli inquinanti in essi presenti. A completamento della miscela contaminata veniva aggiunta calce, cemento ed altri leganti, così da creare un materiale poi utilizzato in edilizia per la realizzazione di sottofondi stradali. Un'operazione altamente dannosa per l'ambiente in quanto il materiale rilasciava poi nel terreno le sostanze contaminate. In alcuni casi è stata anche riscontrata la presenza di cancerogeni come le fibre di amianto. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Venezia, in collaborazione con i Carabinieri Forestali e l'ARPAV, hanno evidenziato una diffusa situazione di gestione illecita dei rifiuti. Una notizia inquietante, commenta il sindaco di Paese Francesco Pietrobon. Attendiamo gli sviluppi dell'inchiesta, dopodiché faremo tutto ciò che è di nostra competenza per tutelare la salute del territorio e dei cittadini, anche perché, continua il sindaco, su quell'area avevamo già trovato dei frammenti di amianto e proprio in seguito a quel ritrovamento il Comune ha emanato un'ordinanza di sgombero totale del materiale. Ed ora l'inchiesta sulle gare d'appalto truccate che coinvolge anche 4 aziende della Marca, tra cui il gruppo Grigolin di Ponte della Priula. Il legale attacca le modalità dell'indagine. Benvengano indagini come questa, dice invece il presidente del Veneto Zaia, che ribadisce che chi non ha fatto niente di male non deve temere nulla. Sembra molto avere analogie con la pesca a strascico, nel senso che si butta la rete e si vede poi che cosa resta dentro. A parlare è Bruno Malattia, avvocato del gruppo Grigolin di Ponte della Priula, una delle 4 imprese trevigiane finite sotto indagine da parte della Procura di Gorizia nell'ambito della maxi inchiesta sugli appalti truccati, che coinvolge anche AR3, la società di gestione dell'aeroporto Canova, che si ritiene tuttavia parte lesa, non certo responsabile di illeciti. Aziende, una decina in Veneto tra la Marca e il Padovano, accusate di spartirsi i lavori sotto la lente a livello nazionale, 150 gare, sospette irregolarità nella realizzazione di decine di opere pubbliche. Un'indagine di questo tipo, con tanto clamore mediatico, conferenze stampa, giornali, televisioni che si interessano e nomi che rimbalzano sulla stampa, creano un'opinione pubblica
che tende a giudicare colpevoli anche quelli che a distanza di tempo poi risulteranno non colpevoli. I Grigolin, sottoposti a perquisizioni in uffici e abitazioni, si sono detti sorpresi e amareggiati. Con l'avvocato pordenonese incontrato in giornata stabiliranno ora la linea da seguire. Analizzeremo le situazioni, cercheremo di vedere le carte che ha in mano la procura, con ogni probabilità presenteremo una richiesta di riesame per questo e poi valuteremo cosa fare. Un caso seguito con attenzione anche dalla Regione. Il Presidente Zaia torna a ribadire che chi si è comportato correttamente non ha nulla da temere, sottolineando come accertamenti di questo tipo siano doverosi. Benvengano queste indagini, l'ho detto anche col Mosa, figuratevi se non lo dico ora, e vedo che noi siamo su alcune carte parte offesa, cioè la parte offesa lo siamo noi per alcune partite. Prendo atto che se siamo parte offesa, se è dimostrato questo, vuol dire che qualcuno ci ha creato dei danni, quindi è bene che siano puniti. Lunghe code sul PUT, circolazione cittadina bloccata, è tutto per un paio di tamponamenti questa mattina e poi nel pomeriggio per un camion incastrato nel sottopasso ferroviario verso Fiera. Cittadini infuriati, amministrazione che deve correre ai ripari, come dice chiaramente il vice sindaco De Checchi. Questa mattina si sono verificati 2 tamponamenti che hanno bloccato il traffico sul PUT. In accordo con la polizia locale stiamo già lavorando al fine di predisporre un piano emergenziale per migliorare la viabilità e limitare i disagi per gli automobilisti e i mezzi pubblici qualora si presentassero episodi analoghi. Così in un post, poco dopo le 10 del mattino, il sindaco Mario Conte, mentre la circolazione a Treviso era per l'ennesima volta congestionata. Scene di ordinario disagio, lo ha riconosciuto qualche ora più tardi anche il vice sindaco De Checchi. È una situazione che, ahimè, ultimamente vedo sempre più spesso. Il modo corretto per affrontare questo tipo di problematica, che evidentemente o il maltempo o qualche piccolo incidente evidentemente rende di difficile percorrenza, di difficile fluidità il PUT, deve essere affrontato con efficienza e devo dire con immediatezza. Il sindaco annuncia provvedimenti d'urgenza, necessariamente di minima, che possono dare sollievo momentaneo ma non risolvere una situazione sempre più complessa. Uno degli elementi che possono certamente andare a migliorare la situazione sarà rendere più fluida la strada ovest. Noi abbiamo già in programma di eliminare ogni incrocio semaforico dalla strada ovest, quindi creare maggior fluidità, sempre tenendo in considerazione che l'anello esterno, quindi il completamento della tangenziale con il quarto lotto, anche rispetto a questo tipo di criticità, si rende sempre più necessario. Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'auto questa mattina a Preganziol mentre andava a scuola. L'incidente in via Marconi, poco lontano dalla stazione dei treni, intorno alle 7:30. Fortunatamente l'urto con la macchina, avvenuto mentre il giovanissimo studente attraversava la strada, non è stato violento. Il dodicenne ha riportato una ferita ad una gamba ed è stato trasportato al pronto soccorso del Cafoncello di Treviso per ulteriori accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Preganziol. E torniamo in centro a Treviso, minaccia il barista e distrugge la porta del locale. È accaduto la scorsa notte in piazza Monte di Pietà. È un gesto che non ha scusanti, che non ha giustificazioni. Livio Carrubba, titolare di un bar in piazza Monte di Pietà a Treviso, è ancora arrabbiato. Alle 3 di questa notte, verso l'orario di chiusura, un cliente in evidente stato di alterazione alcolica ha cominciato a prendere a calci la vetrata d'ingresso del suo locale, frantumandola. Non ancora soddisfatto, lo ha offeso e minacciato. È successo che non un avventore, perché non è un cliente nostro, non lo voglio definire così visto che non ha mai bevuto da noi, è arrivato in stato decisamente alterato e ha dato sfogo a della frustrazione, a delle problematiche sue, facendo dei danni abbastanza importanti alla porta. Il proprietario, impaurito, capito che non vi poteva essere nessun dialogo, ha chiamato la polizia. Gli agenti in pochi minuti sono riusciti a bloccare il soggetto, identificato per un cittadino marocchino di 26 anni. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e per ubriachezza. Nei suoi confronti è stato adottato il provvedimento di espulsione da parte dell'ufficio immigrazione.
un caso limite, ma di arroganti e maleducati che frequentano i locali del centro storico non ne mancano. Livio, assieme ad altri esercenti, è stato promotore dell'hashtag Io sto con Livio, una campagna per rendere più educati i clienti nei locali. Ci sono dei clienti arroganti e maleducati, fortunatamente sono una minoranza, infatti siamo sempre felici di fare il nostro lavoro, però è giusto farlo notare. Tanti ci mancano di rispetto, ci trattano un po' da servetti. Serviamo, non siamo servi. Domani lo sciopero dei medici ospedalieri, garantite le emergenze, ma si prevedono disagi nei reparti. C'è già chi lo definisce un venerdì nero per la sanità veneta. Domani lo sciopero dei medici negli ospedali potrebbe mettere a dura prova gli utenti. A indire la mobilitazione è il sindacato ANAO Assomed, a cui aderiscono tutte le sigle sindacali dei medici, dei veterinari e dei dirigenti sanitari. Astensione di 24 ore con il blocco delle sale operatorie e l'annullamento in tutta la regione di centinaia di interventi. Nella Marca la direzione dell'ULSS 2 sta predisponendo le necessarie contromisure. Ci stiamo organizzando come ormai è prassi, consuetudine, c'è un protocollo. Nel momento in cui i colleghi fanno sciopero, e lo sciopero chiaramente è un diritto sindacale, noi garantiamo comunque le urgenze, garantiamo comunque la gestione degli ospedali, la gestione del territorio, nei limiti ovviamente della carenza di medici legata al fatto che buona parte di questi, essendo il sindacato ANAO, mi pare di aver capito che è il promotore di questa iniziativa, quindi mancheranno anche dei medici, forse in modo consistente. Garantita la cura delle emergenze, sottolinea il direttore generale. Nel pronto soccorso noi comunque garantiamo la quotidianità, quindi il rapporto di medici che troviamo tutti gli altri giorni. Parlo dei reparti, parlo delle unità operative dove effettivamente ci sarà ovviamente, causa lo sciopero, una riduzione di persone, di medici che faranno servizio. Causa della protesta dei medici ospedalieri gli organici in sofferenza, ma la colpa, spiega Benazzi, non è né delle aziende sanitarie né della regione. Noi abbiamo tutte le autorizzazioni ad assumere medici alla grande, purtroppo non li troviamo perché le scuole di specialità ne specializzano pochi, per cui noi facciamo i concorsi, i quali vanno deserti. Adesso abbiamo in piedi 7 concorsi, contiamo di assumere 45 medici complessivamente e mi auguro che quelli che hanno chiesto di partecipare al concorso poi si presentino realmente al concorso e accettino le sedi che a loro verranno proposte. E sulla questione dello sciopero dei medici ospedalieri è intervenuto anche il presidente del Veneto, Zaia. Capisco e sostengo la partita dei medici perché abbiamo davanti uno scenario apocalittico, ha detto il governatore. Io dico che servirebbe una legge straordinaria per far lavorare i medici senza specializzazione e alleggerire le procedure. Invito anche, prosegue Zaia, ad operare sul fronte dell'età pensionabile perché conosco tanti medici che a 65 anni sono ancora in grado di dare un ottimo contributo. Aggiunge, siamo in emergenza ed adottiamo quindi soluzioni di emergenza. Zaia però difende l'azienda Zero di Padova, di fronte alla quale domani verrà effettuata la protesta. I dati ci danno ragione, continua il presidente del Veneto, non è vero che abbiamo diminuito il personale, quindi domani ci sarà questa manifestazione di protesta dei medici ospedalieri a Padova proprio in occasione dello sciopero generale. E continuiamo a parlare di cronaca sindacale perché è in corso a Monastier il congresso della CGIL, un salto di qualità nel confronto con la regione ed un cambio di passo con le relazioni sindacali con le imprese sono i 2 punti su cui il segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari, invita CISL e UIL al rilancio di un'azione comune. Fra i tanti temi trattati dal segretario vi è anche l'autonomia del Veneto ad un anno dal referendum. Sentiamo. Nel frattempo è passato un anno e non si vede nulla, non si è fatto un passo in avanti ma anzi se ne sono fatte 2 indietro, visto che era stata firmata una preintesa importante con il precedente governo che dava un segnale e soprattutto faceva iniziare un percorso concreto. Se vogliamo arrivare ad un risultato vero, reale, in termini di maggiore autonomia, io penso che dobbiamo abbandonare uno schema in cui il Veneto in maniera arrogante si rivolge a tutto il resto dell'Italia dicendo voglio tutti i soldi e voglio tutte le materie. È il caso di arrivare ad una soluzione più equilibrata, scegliere poche materie che non mettono in discussione l'unità nazionale e in questo modo veramente conquistare gradualmente
gradualmente, perché così sarà, degli spazi di maggiore autonomia di cui pure il Veneto ha bisogno. Bufera su una rivendita d'auto di Villorba per un post su Facebook giudicato sessista, che infine è stato cancellato. Per qualcuno un post sessista è politicamente scorretto, per qualcun altro marketing geniale, visto quanto se ne parla. Non ci riferiamo allo spot di Dolce & Gabbana che ha fatto infuriare i cinesi, ma più in piccolo dell'annuncio su Facebook di un'officina rivendita di via Postumia a Villorba, che per vendere una BMW usata non ha esitato a decantarne certe caratteristiche. Un'auto per uomini viene definita, che grazie al cambio automatico sarebbe particolarmente adatta a ospitare a bordo donne che con il guidatore potrebbero così fare liberamente sesso orale senza il fastidio della leva del cambio infilata nelle costole. Non una deduzione questa, tratta da un giro di parole, ma un messaggio esplicito in tutti i dettagli. Apriti cielo, associazioni a difesa delle donne infuriate, come Non una di meno, che parla di post inaccettabile e stereotipo fortemente macista, che favorisce l'insorgere di episodi di violenza. Dalla rivendita si difendono parlando di marketing, tanto più che si è già fatto vivo qualche aspirante acquirente, con buona pace di chi pensava si trattasse solo di uno scherzo. Oggi in Prefettura Treviso si sono incontrati i componenti firmatari del protocollo d'intesa anti-suicidi. Sentiamo. Dal 2002 ad oggi rileviamo che la tendenza del fenomeno suicidologico nella provincia di Treviso è crescente e non accenna a diminuire. Se l'anno scorso i suicidi nel Veneto erano 52, quest'anno sono 64 le persone che hanno scelto l'estremo gesto. Il fenomeno iniziato nel 2002-2003 per colpa della crisi economica ha ancora una fase di espansione. I suicidi costituiscono oggi una delle emergenze sociali che investe senza distinzioni persone di tutte le età e di tutte le fasce sociali e sta generando tra la popolazione un generale allarme. Per affrontare questo diffuso malessere e per ovviamente sopperire alle cause occorre mettere in campo sul territorio una risposta forte e capace di arginare il fenomeno. In questa direzione la decisione della Prefettura di accogliere le richieste rivolte da una rete di associazioni territoriali che, supportate da autorevoli componenti istituzionali, si sono interessate alla stesura e alla condivisione di un protocollo di prevenzione. Ci sono alcuni fenomeni, questo dei suicidi come pure la violenza per le donne, sono talmente complessi e presentano tante sfaccettature che richiedono, come dire, l'intervento per poterli in qualche modo affrontare di tante competenze e tante professionalità. Quindi far rete significa mettere a fattor comune queste professionalità e operare in maniera sinergica. La Marca si pone nella media della regione. Però dobbiamo considerare che il nord ha una media superiore alla media nazionale, quindi effettivamente la parte del territorio nazionale che esprime maggiore competitività imprenditoriale è anche dove si registrano il maggior numero di suicidi. La fascia d'età che è più colpita? Sicuramente per gli uomini, che già di per sé il genere lo espone maggiormente al suicidio, è la fascia d'età che va tra i 45 e i 54 anni, e nell'età giovanile. Con una bassa scolarità? Assolutamente, avere una bassa scolarità non consente di avere quegli strumenti nella cassetta degli attrezzi che predispone poi la persona a superare le avversità. Cerimonia laica oggi pomeriggio per l'ultimo saluto ad Umberto Lorenzoni, uno dei protagonisti della lotta partigiana nella Marca. In tanti non hanno voluto mancare all'addio al comandante Eros. La bandiera dei partigiani, il suo tricolore, lo ha accompagnato fino all'ultimo saluto oggi pomeriggio nella sala del commiato di Santa Bona. Una cerimonia laica dentro e fuori l'edificio ha dato l'addio a Umberto Lorenzoni, simbolo della guerra partigiana nella Marca. Tanti volti storici ma anche tanti giovani della sinistra trevigiana. Tutti ricordavano il suo carattere e tra questi la figlia Antonella. Io vorrei venisse ricordato come uno che della guerra di liberazione ha sempre mantenuto, come dire, la forza, il desiderio di battersi per la giustizia. L'ha sempre mantenuta al di là delle celebrazioni o altro e ha cercato tanto di trasmetterla soprattutto ai giovani. Poi c'è chi ha condiviso la sua vita del dopoguerra quando è diventato direttore commerciale della Sanremo.
persona pragmatica, un vulcano in eruzione continua. Lui ha fatto direttore commerciale per molti anni da noi ed è stato uno dei simboli, tanto è vero che poi quando nel 63, dopo l'alluvione, quindi ultimato nel 66-67, è andato a fare il direttore generale all'ICB, Industrie e Confezioni di Belluno, e sempre uno stile vulcanico, un uomo, un trascinatore. Le note di una struggente bella ciao hanno accompagnato l'arrivo della salma tra bandiere e fazzoletti tricolori, volti emozionati e qualche lacrima per il comandante Eros. Presenti anche diversi sindaci, tra questi Mario Conte, a dimostrazione che si può essere politicamente distanti ma umanamente molto vicini. Prima a prendere la parola la compagna di una vita che l'ha accudito nei giorni più duri, da quell'11 aprile quando la malattia l'ha bloccato su un letto. Nelle parole di Giuliano Vernier, presidente dell'Associazione Partigiani di Treviso, il suo testamento politico di strenuo difensore della Costituzione. Ricordiamoci l'impegno che profuso negli ultimi anni per difendere la Costituzione contro i tentativi di stravolgerne il significato in nome di una falsa efficienza. Parole che suonano come il passaggio di testimone subito raccolto dalle giovani generazioni rappresentate dal segretario della CGIL di Treviso. Essere stati partigiani e essere partigiani, perché partigiani lo siamo tutti ancora oggi e dobbiamo esserlo. Questa è una differenza, un insegnamento che mi porterò nel cuore, che sicuramente Umberto ha lasciato non solo me, ma tanti altri. Ci fermiamo ora per qualche istante, restate con noi. Rieccoci in studio con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora dell'economia con la riforma delle banche di credito cooperativo, mentre ancora non si sa se qualche variazione importante sul tema sarà presente tra gli emendamenti del decreto fiscale. Da registrare la posizione dei risparmiatori delle banche venete, per esperienza decisamente critici nei confronti delle grandi rivoluzioni finanziarie. Sentiamo. Il momento che stiamo attraversando è difficilissimo per le banche, in cui abbiamo lo spread che si è rialzato, le banche che sono piene di titoli di Stato, che questo provoca naturalmente un abbassamento di quello che è il patrimonio delle banche. Uno scenario economicamente difficile, sul quale i crediti cooperativi rischiano di appesantirsi ulteriormente con le aggregazioni. È il pensiero di chi sta ancora combattendo per delle banche a cui è stata imposta la trasformazione da cooperative a società per azioni, facendo venir meno quel principio che dava ad ogni socio un'equa rilevanza per imboccare la strada degli aumenti di capitale e dei conseguenti giochi di potere in rapporto al numero di azioni possedute. Da cooperative a SPA convergenti e quindi controllate da 3 case madri. Sembra questo il destino entro fine anno delle nostre casse rurali, che alla fine dovranno rispondere di affidi e clienti, non tanto ai propri soci, quanto ad investitori magari anonimi e alla direzione generale di Roma oppure di Trento o ancora di Bolzano. Una rivoluzione finanziaria impostata con la massima celerità, senza che il cittadino ne capisca realmente il perché. Operazioni viste in maniera molto critica da chi è ancora alle prese con il disastro delle banche venete, Popolare Vicenza Veneto Banca, a cui è stata imposta la trasformazione in SPA che alla fine di fatto non è servita a nulla. Sembra che forse tutta sta necessità che le banche popolari si trasformassero così velocemente in SPA forse era una strategia che sembra che non venisse dalla Comunità Europea, ma che ci fosse un progetto politico ben differente. Ci sarà anche un momento di ricordo della campionessa di pallavolo Sara Anzanello, originaria di Ponte di Piave, scomparsa un mese fa a soli 38 anni, alla serata dedicata domani sera in via Callalta ad Oderzo al tema della lotta alla violenza sulle donne, organizzata dall'Associazione Amiche per la Pelle Onlus. Dalle 20:15 un forum sulla violenza, alla presenza del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Per ricordare Sara saranno presenti altre 2 stelle dello sport, la pattinatrice Silvia Marangoni e la campionessa di taekwondo Adriana Riccio. Ieri la giornata nazionale degli alberi, 3 quelli che sono stati piantati dai bimbi sulle mura di Treviso. Vediamo. Per fare l'albero ci vuole legno, per fare legno ci vuole
sera al Bastione San Marco, comune e alunni delle scuole elementari De Amicis insieme per celebrare la giornata nazionale degli alberi. La natura ci aiuta a crescere e noi la aiutiamo a farla morire. Gli alberi e i suoi amici devono essere rispettati perché sono esseri viventi. Noi abbiamo in programma di piantarne veramente tanti di alberi, ma tanti, e quindi avremo bisogno del vostro aiuto e dovete lavorare con noi, scavare e piantare, perché vogliamo lasciare una città migliore di come l'abbiamo trovata, sempre così deve essere, sempre migliore, sempre migliore, sempre migliore. Stiamo parlando delle prime piante, queste fanno parte di un lotto maggiore di 1000 alberi donate da Ascotrade nella figura del presidente Busolini, che ha aperto questa iniziativa presentata a Ecomondo e andrà a sostituire in parte le piante esistenti ma malate e in parte a reintegrare le piante non previste. Ed eccoli, sindaco e bambini alle prese con badili e palette. Il primo intervento sulle mura, perché una volta insediate abbiamo valutato che tutta una serie di piante erano malate da sostituire, quindi per avere un impatto zero le abbiamo sostituite con quelle donate dalle società private. Ed era questo l'ultimo servizio di questa sera. Tra pochissimo a 20:10 resteremo a Treviso, perché con l'assessore Lavinia Colonna Preti, ospite di Ferdinando Avarino, si farà il punto sulle iniziative del Natale a Treviso. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Giornata nuvolosa, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio probabilità di precipitazioni alta con un cielo nuvoloso. Temperature minime tra i 6 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra i 10 e 12 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Nuvolosità variabile. Dal pomeriggio il cielo tenderà a coprirsi ovunque e in serata inizieranno deboli piogge sparse che si faranno poi più estese e consistenti nella notte verso sabato. Temperature minime fra gli 8 e i 10 gradi. Valori massimi oscillanti tra gli 11 e i 14 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Inizialmente è soleggiato, ma nel corso della giornata aumento della nuvolosità su tutti i settori. Nella notte con sabato inizierà a piovere. Temperature minime tra i 6 e i 7 gradi, valori massimi oscillanti tra i 10 e 11 gradi circa. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.